C'è chi il proprio nome l'ha costruito in lunghi anni di militanza e vittorie, chi invece l'ha scolpito in una sola stagione su tutti i trofei a disposizione. Semplicemente Cotton Club, Checco dello Scapicollo, terza giornata di regular season Serie A della Lega Calcio 8. Buonasera dal Ciriaci. Le due squadre che potrebbero costituire il nuovo classico di questo campionato, al quinto scontro in 2 stagioni, si sono già incontrate quest'anno in Supercoppa Italiana. Mentre si salutano a centrocampo introduciamo la voce del commento tecnico che contestualmente riprenderà con l'app Fanner Eventi la gara. Buonasera a Michele Scatarsi, scusate. Proprio lui, buonasera Alessandro, buonasera a tutti, pronti per questo big match? Un po' rimaneggiate le squadre, nello specifico il Cotton deve fronteggiare varie assenze, mentre il Checco dello Scapicollo dovrà rinunciare a Gaeta e ad Aquino. Sicuramente il Checco questa sera ha l'occasione per centrare quella che sarebbe la prima vittoria contro ormai gli storici rivali del Cotton Club. Sì, Checco dello Scapicollo che non ha mai vinto all'interno dei 50 minuti, al massimo un pareggio 2-2 nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, 1-1 alla quinta di regular season della scorsa stagione. Leggiamo velocemente, mentre il Cotton Club sta per dare il calcio d'inizio alla gara, le liste con le quali Pinna e Bardelloni si presentano all'appuntamento, iniziando dalla formazione ospite del Checco dello Scapicollo col numero 4 Brunetti, 7 Capolei, 12 Dario Clementi, 5 Cortese, 6 Cuozzo, 3 De Angeli, 15 Italiano, 14 Maramao, 11 Nardecchia, 10 Parroni, 9 Simonetta, 13 Spaziani, 8 Stufa. Intanto Artistico direttamente da centrocampo, la rincorsa è sulla barriera, poi direttamente il rinvio della difesa di Checco dello Scapicollo, dicevamo il numero 13 Spaziani, 8 Stufa, 2 Terribili, 1 in porta c'è Vescio. Risponde il Cotton Club agli ordini di mister Pinna, rimaneggiatissimo e con grandi emergenze di formazione date sia da infortuni che da squalifiche, con il numero 10 Artistico oggi con la fascia di capitano, in porta c'è Barrago, il numero 6 Blandino, 37 dei Fernetti, 44 Innocenzi, 23 Lefevre, 32 Mirante, 18 Piccari, 5 Tinazzi. Michele, che partita dobbiamo aspettarci? E volevo chiederti se secondo te il Cotton proverà a chiudersi in avvio avendo tante defezioni soprattutto in difesa. Abbiamo già visto questa soluzione contro la Pisana, però lì c'erano Conti e Zamperini. Quest'oggi la difesa, lo stiamo vedendo adesso, è formata da Tinazzi, Innocenzi e Fernetti che scala nella linea dei 3 difensori. Ci si può chiudere, però il Checco ovviamente ha delle bocche da fuoco non indifferenti, sarà difficile tenere inviolata la porta. Porta dove manca il guanto d'oro Simone Santarelli, Barrago ne mette uno solo in barriera, parte il sinistro, giro subito il portiere che è costretto a bloccare la sfera ma è abile nel farlo andando velocemente a terra, chiama il piazzamento dei propri difensori e cerca lungo Davide Lefevre. Buono lo stop su Stufa, poi il servizio ad Artistico e se la sposta sul mancino Artistico dalla gran distanza. Il sinistro, viene controllata l'uscita della sfera da Vescio, un tiro di Artistico dalla distanza, un tema, Michele, che vedremo riproporsi molto spesso secondo me in questa gara. Assolutamente, dobbiamo vedere come Lefevre lì davanti tolga spazio e uomini a quello che è la difesa del Checco dello Scapicollo, mentre Artistico in quello che è il suo ruolo naturale, largo nel centrocampo a 3, può poi trovare appunto approfittare degli spazi che crea Davide Lefevre per vedere la porta, e come la vede lui forse nessuno in questa lega. Il Cuozzo ha perso palla in proiezione offensiva e vediamo agire al posto dello squalificato capitano Alessandro Zamperini Francesco Fernetti da centrale difensivo, lui che è un po' il jolly tattico di Pinna, oggi in una posizione dove non l'abbiamo mai visto individuato. Andrà valutato contro i fortissimi attaccanti del Checco dello Scapicollo che è a pieno punteggio, 6 punti conquistati nelle prime 2 gare contro 2 ostiche formazioni a cui sono stati rifilati 4 gol sia Zio Mauro Maccarese e San Giovannella alla prima che il De Angelis alla seconda. Qui Lefevre si applica bene e recupera palla, c'è Blandino che può allargare ancora da Mirante. Mirante punta l'uomo, vuole il sinistro, riesce a fermarsi e a ripartire al lato corto. Mirante col piede, Vescio sul suo palo, buona iniziativa di Mirante. Checco che prova a uscire ragionando con Cortese e lo fa bene, dando a destra, subito gran ritmo con Checco dello Scapicollo che sale, ricominciando poi da dietro, c'è Capolei. Stufa gli si para di fronte, sceglie invece il possesso orizzontale per Cortese, in verticale da Cuozzo che agisce in posizione molto più avanzata rispetto al solito e va a metter fuori però. Checco dello Scapicollo che mi piace molto negli 8 risposti in campo, Stufa come centrocampista centrale e soprattutto Cuozzo alto nei centrocampisti, con Capolei che invece è arretrato nella linea dei difensori, soprattutto nella manovra di impostazione. Cortese, perno centrale della difesa, è un Checco che almeno sulla carta mi sembra molto ben disposto in campo. Disposto in campo con Cuozzo a dare pressione alta, uno dei migliori rubapalloni, lo fa da difensore centrale, in grado di farlo anche da centrocampista centrale in quella zona dove non agisce Fernetti spostato in zona difensiva, bensì Blandino, i 2 giocatori che poche volte l'anno scorso abbiamo visto insieme, quest'anno sono insieme ma in ruoli differenti, almeno il numero 37 in quello che non gli abbiamo
abbiamo visto essere il suo ruolo naturale. Occhio a Blandino che riesce ad andarsene tenendo palla sulla linea di fondo, il cross sul secondo palo dove Lefebvre arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con una deviazione che sarebbe stata vincente. Difficilissimo per Vescio sarebbe stato respingere la conclusione del numero 23. Grande iniziativa di Blandino sulla destra qui, Michele. Ritardo sul secondo palo, però non di concetto ma soltanto di corsa, perché Lefebvre lo stava attaccando ed era indietro soltanto di mezzo metro, solo che Blandino, palla al piede, è comunque più veloce del numero 23 che forse deve ancora entrare a pieno in forma, però ha corso bene il campo ed è arrivato davvero tardi di pochissimo all'appuntamento poi con quello che sarebbe stato il gol. La chiama e la fa sua l'estremo difensore del Cotton Club su un tentativo di imbeccata da parte di Cuozzo verso Spaziani. In campo c'è anche il numero con la maglia numero 9 Valerio Nardecchi. Attenzione al possesso di palla rischioso del Cotton che Continazzi deve rinviare così e così. Infatti Stufa è lì a ringhiare, la fa sua. Stufa con 3 uomini intorno, prova a far passare una buona idea, chiude bene Innocenzi. Allora Artistico, Cuozzo rinviene su di lui, forse trattenendo Artistico che se ne va poi alla conclusione. Facile controllare per l'estremo difensore del Checco dello Scapicollo. Abbiamo errato nel nominare Valerio Nardecchia, c'è Alessandro Simonetta che gioca largo a destra, adesso è andato accentrandosi, uno dei nuovi acquisti della formazione dei fratelli Testa che così bene si stanno integrando in queste prime giornate con i vecchi della squadra. Qui Spaziani ad aprire la grande, c'è Capolei che alza troppo il compasso di questo suo tiro cross. Buona azione ancora però Michele del Checco dello Scapicollo che quando dialoga rasoterra riesce a far ballare la difesa del Cotton in copertura. Ottimo il taglio di Simonetta da destra a sinistra e soprattutto le geometrie di Daniele Stufa, che ovviamente quando si alterna con Brunetti può dare questa visione di gioco in più rispetto a Brunetti, che invece forse è più offensivo rispetto a Stufa e può dare di più in fase conclusiva. Solo Piccari in panchina per il Cotton Club, un fattore che alla lunga potrebbe incidere su questa gara che è stata sempre giocata anche nella scorsa stagione su ritmi altissimi da queste due compagini che hanno un po' scandito con il loro gioco l'evoluzione di un campionato che è andato chiudendosi. Uno dei pochi 1-0 che abbiamo assistito la scorsa stagione è venuto proprio da questo stesso terreno del Ciriaci. Decise in quell'occasione Mirko Forcina, anche egli infortunato in questa gara, in una gara appunto che spianò la strada per la vittoria della regular season da parte del Cotton Club, che qui conquista con Mario Artistico un calcio d'angolo. Le solite discussioni con Cortese, i due non si sono mai presi bene nelle sfide che hanno visto impegnate queste due grandi squadre in contemporanea. Si stanno giocando sugli altri campi, sullo Sport City e alla Stella Azzurra, altre 4 gare. A rientrare Artistico, di testa proprio Cortese a svettare, poi Lefebvre da fuori che stoppa e la mette alta sulla traversa. C'è stata deviazione. Importante la deviazione perché Lefebvre aveva inquadrato la porta dalla lunetta e c'è stato bisogno di una maglia bianca per evitare il peggio per Vescio. Un uomo che di solito segna con un tocco in area di rigore è andato a stoppare, gliel'hanno deviata. Torna ancora Artistico, di nuovo a svettare, stavolta Spaziani. Blandino a riproporre, male però perché Cuozzo può spingere a grandi falcate il contropiede del Checco, subito fermato ancora da Blandino. Allarga bene Artistico, è rimasto nei pressi dopo la battuta del corner, va addirittura sul destro. Altra deviazione trovata dal numero 10, anzi no, se l'è portata fuori da solo quel tentativo di dribbling. Sarà quindi rimessa dal fondo, rimane a terra, però nel contrasto si è fatto male Cortese. Il problema per il Checco ovviamente se questo acciacco di Cortese dovesse perdurare nel corso del match. Corre Piccari, ovviamente grande rispetto tra i due, durante le fasi di gioco meno, però a gioco fermo ci si riconosce una reciproca valenza in quelli che sono i campi laziali e non di calcio a 11 prima e di calcio a 8 dopo. Per quanto riguarda il Cotton Club, partita e partenza non troppo accorta, c'è voglia di offendere. Penso che i due elementi che potrebbero far girare la partita in favore di Mister Pinna possono essere Blandino e Mirante. Sono i due giocatori che devono questa sera dare qualcosa in più alla manovra per far sì che il Cotton possa avere la meglio di un Checco, ovviamente è meno rimaneggiato rispetto al Cotton stesso. Cortese si è ripreso, riprende anche il gioco all'8° minuto qui al Ciriaci, terza giornata regular season Serie A della Lega Calciotto, 0-0 tra Cotton Club e Checco dello Scapicollo. Checco dello Scapicollo che dicevamo può annoverare molti più elementi della squadra di casa in panchina, fattore che alla lunga può essere decisivo. Forse per questo il Cotton sta tentando un avvio più arrembante del previsto per tentare di portarsi avanti prima che le fatiche si facciano sentire più del previsto. Stufa con Cuozzo che stavolta ha spazio anche per procedere a testa alta, prende la mira Cuozzo, dà di nuovo a Stufa, dalla media distanza Stufa, il tiro d'esterno destro, una buona idea, molto lontana però dai pali dell'estremo difensore del Cotton Club che ha già rimesso per Tinazzi.
Lungolinea su Artistico, messo a terra, c'è calcio di punizione, è stato evidente stavolta il fallo di Emanuele Terribili a lui e al giocatore che lo va ad aiutare qui sulla banda sinistra, e sembra essere Cuozzo in questo avvio, il difficile compito di andare a fermare le sfuriate di Artistico e prima anche di Blandino, che va allargandosi, un Cotton che si muove molto, che sembrano andare punti di riferimento di posizione soprattutto a centrocampo. Checco che invece rispetto a qualche minuto fa ha un po' arretrato la posizione di Cuozzo accentrando Simonetta. Adesso l'occasione è da calcio da fermo, Artistico sembra far segno a Tinazzi su dove voglia che il pallone sia recapitato di seconda parte, proprio Artistico sulla schiena di Cortese, una gran conclusione, ancora lo stop del 10 a centrocampo che rischia di perderla, ma la dà lo stesso a Blandino col sinistro, Cortese a respingere come può, allora Tinazzi preciso nello stop anche nel servizio, Blandino direttamente di testa da Barrago. Cotton Club quindi che riesce a ragionare, chissà che riesca a farlo per tutta la durata della gara. Checco più attendista del previsto, con Mirante che prova ad andarsene sulla fascia dove Capolei fa però come al solito buona guardia ricominciando da Cortese. Allora Simonetta va da Stufa, di nuovo indietro a Cortese. Abbiamo visto nella precedente manovra del Cotton Club come in impostazione scenda la linea e diventi a 4 con Blandino che si aggiunge a tutta la fase difensiva e volevano che Mirante venisse incontro, invece Mirante era partito praticamente creando un 4-3 e sganciandosi totalmente da quella che appunto era diventata una folta linea difensiva con Blandino playmaker. Stufa in verticale dentro, palla che passa, non c'è nessun giocatore del Checco, Cotton un po' spezzato a metà, ma questa tattica per adesso, giunti quasi alla metà della prima frazione, sembra funzionare contro un Checco dello Scapicollo che non ha ancora creato occasioni valide dalle parti di Barrago. Prova a farlo adesso dialogando qui sul settore sinistro, Terribili, dà proprio a Simonetta, è tutto mancino ma Blandino lo sa e lo va ad anticipare, palla sradicata, poi Lefebvre. Fa bene da Boa, fa girare dall'altra parte Mirante che ricomincia da Fabio Tinazzi che può salire. Tinazzi lascia ad Artistico. Il tacco da Tinazzi, Stufa di fronte a sé, da dentro Tinazzi a Blandino che ha seguito. Attenzione ad Artistico, dentro gran contrasti, grande verve a centrocampo, ancora colpito al volto un giocatore del Cotton, stavolta Lefebvre. Prima Artistico, non sembrava esserci fallo nemmeno in questa circostanza. Simonetta per sportività si è fermato. Qualche protesta da parte di Lefebvre, Buzzi scodellerà la sfera. È normale, Michele, che il tenore fisico della gara sia alto. Vedremo se i direttori di gara saranno in grado di riuscire ad arbitrare, come abbiamo visto fare tante volte in questo avvio di Lega, un po' all'inglese, e far correre su tanti interventi. Coppia d'arbitri di carisma che, se può, tiene i cartellini in tasca. In più importante da sottolineare il richiamo da parte della panchina, da parte di Mr. Pin a Lefebvre, come a dire: guarda, non è successo niente, ha chiesto scusa, si sono fermati, tutto a posto, dai, giochiamo. Richiamo dalla panchina, segno della grande amicizia che intercorre tra queste due società. Cotton Club che ha detronizzato il Checco dello Scapicollo dopo lunghi anni, come abbiamo ricordato, in sede di entrata della gara, dopo lunghi anni di dominio. Attenzione a Stufa che riesce a dare per la sovrapposizione di Capolei, il cross dentro, molto attento Innocenzi sulla sua fascia, concedere solo corner, è il primo calcio d'angolo per il Checco dello Scapicollo. Grande azione di Stufa, da ultimo ha rischiato un dribbling tra due e ha creato sul plus, molto bene. Andrà a rientrare Simonetta, piede educatissimo, cioè Cortese alla media distanza in posizione di sparo per un tiro, ma sono tre i giocatori del Checco in area di rigore. Sta per partire Simonetta. Eccolo! Grande mischia trattenute, Simonetta direttamente da corner. Alessandro Simonetta imbecca il gol dell'1-0 direttamente da fermo, sorpreso sul suo palo il portiere del Cotton. 1-0. Fantastico mancino, e ovviamente ci tengo a precisarlo, il buon Alessandro Stecozzi l'aveva visto, piedi educati, è andato sul calcio d'angolo, ha visto che c'era spazio per la parabola curvilinea, ha sorpreso il portiere praticamente sul proprio palo, perché ovviamente la palla è passata dove il portiere poteva metterci i guantoni. È 1-0 per il Checco e adesso è tutta un'altra partita. È tutta un'altra partita perché il Cotton Club, che si era scoperto fino adesso, aveva giocato volitivamente dal punto di vista offensivo, dovrà cercare di essere più efficace. Il vantaggio segnato da Simonetta è importante nell'economia della gara, di una gara che abbiamo visto come equilibratissima da sempre nella scorsa Lega. Occhio a Lefebvre, ne ha tre intorno, prova a tenere il possesso di palla, a ritroso per Tinazzi, buona l'idea ma viene intercettata, allora deve ricominciare da Fernetti. Di prima non vuole perdere tempo e va da Innocenzi, in verticale da Mirante, controlla Mirante, vorrebbe girarsi ma ne ha due intorno, Mirante lungo sul secondo palo,
Bescio che la chiama e poi la fa sua facendola rimbalzare all'interno dell'area di rigore. Educatissimo il piede di Simonetta, ma molto disattento Davide Barraco sul suo palo, forse non conoscendo le grandi qualità balistiche del neoacquisto del Checco dello Scapicollo. È andato direttamente per l'uscita a centro area dalla posizione delle gambe, lo vedremo anche nel replay, può essere chiaramente evinta questa volontà da parte dell'estremo difensore del Cotton Club, ma tant'è, Simonetta non si è fatto assolutamente pregare. L'idea di voler sbloccare la gara in questo modo ce l'ha avuta, è stato naturalmente premiato, dicevamo di un Checco che non aveva ancora tirato in porta, alla fine con un tiro cross si è portato in vantaggio. Deve stare attento il Cotton Club, anche perché con un solo uomo in panchina a cercare di mantenere naturalmente i nervi saldissimi sul terreno di gioco. Pinna in quest'ultimo richiamo sembrava dire proprio questo a Davide Lefebvre. Sì, bisogna sicuramente riorganizzare un po' le idee e soprattutto il Cotton dovrebbe fare quello che ha fatto fino al gol del vantaggio del Checco. Stava giocando bene, stava sfruttando quelli che possono essere stasera i punti di forza, quindi appunto Blandino e soprattutto Niante, che forse andava chiamato in causa anche un po' di più, e non stava pensando esclusivamente a coprirsi, cosa che ovviamente adesso non dovrà fare, ma non bisogna neanche scoprirsi eccessivamente. Blandino prova a portarla, Spaziani in ripiegamento difensivo, ma sì Bardelloni ha vinto 4 regular season di fila, un motivo ci sarà. Quazzo ha arretrato subito dopo il gol di una decina di metri, il suo raggio d'azione, la panchina del Cotton ha chiamato time out, noi ne approfittiamo per andare in pausa. Al quarto d'ora di gioco 1-0 per il Checco dello Scapicollo in casa del Cotton Club, terza giornata di regular season Serie A della Lega Calcio 8, Innocenzi da fallo laterale sul petto di Lefebvre, Spaziani che si sta ben disimpegnando in ripiegamento va a rinviare solo per un attimo, il baricentro del Cotton è molto alto, l'atteggiamento della squadra è propositivo nonostante i giocatori siano in posizioni talvolta che non hanno occupato con così spesso tra la scorsa stagione e l'avvio di questa, ma Blandino sembra essere il faro a cui si stanno appoggiando un po' tutti, lo fa Mirante che adesso ce l'ha accanto servendo però indietro Fernetti nel cerchio di centrocampo, carica un destro Fernetti che parte a due mani, Vescio in corner. Attento Vescio sul proprio palo alla fine, perché comunque era più appostato sulla destra che sulla sinistra. È vero che era a centrocampo, ma troppo spazio per Fernetti. In effetti in quella situazione di solito non si va a marcare il centrale di difesa, ma quest'oggi è Fernetti, bisogna fare un minimo di attenzione in più. Difficile l'eredità di Santarelli e De Bernardo, artistico, nel frattempo ha battuto dentro Fernetti, solissimo, forse non si aspettava che la palla arrivasse lì ed è uscita fuori, quindi dopo la deviazione aerea del numero 37 in proiezione offensiva su questo corner dove il pallone ha scavalcato tutte le alte teste dei giocatori del Checco dello Scapicollo in sospensione. Lo stesso Fernetti ancora di testa, Blandino a retrocedere direttamente da Barraco che con i piedi si disimpegna bene dando altissimo dove Quazzo può saltare indisturbato e ricevere poi di ritorno da Stufa, ancora a destra per Capolei, gioca bene il Checco in uscita, allora ancora Quazzo forse trattenuto, riesce a tenerla ancora lui, la sposta, la nasconde per un attimo, forse c'è fallo, si arriva con un attimo di ritardo, Buzzi aveva dato il vantaggio. Importante il time out chiamato da Mr. Pinna, la prima soluzione tattica che è stata cambiata nel corso del match dal Cotton è stato il pressing. Sotto 1-0 con la paura di magari non saper gestire bene questa situazione, Pinna ha detto andiamo a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè andarli a prendere a tutto campo. Sono bravi i ragazzi del Cotton nelle scalate, sanno coprire gli spazi, devono soltanto stare attenti perché in caso venisse saltata la linea, quest'oggi come abbiamo detto non c'è Zamperini, bisogna quindi fidarsi di Fernetti ovviamente e metterlo nella condizione di non doversi inventare un ruolo che non è suo. Assaggeremo ancora una volta l'educazione del piede di Alessandro Simonetta che stavolta vuole andare con due uomini in barriera più un suo compagno direttamente al calcio in porta col mancino, fischia Buzzi, parte Simonetta, a giro Simonetta sulla traversa, una punizione straordinaria del numero 9. Mamma mia, che giro, aveva fatto un passo verso il palo sbagliato, tra virgolette, il portiere del Cotton Club. È stato poi bravo a tornare sui suoi passi e ad alzarsi. Bisogna vedere quanto spazio ci fosse tra la mano e la traversa. Sicuramente poco spazio, Barraco non ci sentiamo stavolta di rimproverargli nulla. Attenzione a Simonetta che prova ancora a dar spettacolo con un sombrero, costringendo ancora al gioco con i piedi l'estremo difensore del Cotton Club che rinvia un campanile altissimo, va a terra nell'occasione Terribili, toccato da dietro da Artistico che stava guardando il pallone. Il fallo c'è senza assolutamente cattiveria da parte del capitano ad interim del Cotton Club.
passo da una parte. Per quanto riguarda Barrago non sentiamo appunto di dargli responsabilità, il giro dato da Simonetta al pallone è davvero spettacolare, se pensiamo che questo è un campo di calcio a 8, Michele. Sì, la posizione era sicuramente invitante, però sarebbe stato meglio per un destro piuttosto che per un sinistro. Simonetta ci fa vedere comunque quanto possa calciare praticamente da ogni zona di campo. Piccola menzione d'onore per il fischio di Buzzi, fallo di Artistico su Terribili, ma richiamo a Terribili perché diciamo le urla erano forse da film porno. Attenzione ad Artistico, Michele, che va dentro, il grande recupero di Cortese qui. Dicevamo, non erano appropriate per l'occasione. Un corner per il Cotton Club, un'occasione d'oro per gli uomini di Pin. Attenzione, Artistico la gioca direttamente fuori, la coordinazione di Mirante col piede che non è suo e si vede, aveva provato a far venire giù il circolo, ma da quella posizione col piede non suo, praticamente impossibile. Prima una giocata da urlo di Artistico, quella con cui ha superato con lo stop Cortese, che è stato bravissimo a recuperare di pura volontà andando in scivolata a corpo morto sulla conclusione di punta del numero 10 del Cotton Club, che dimostra di poter reagire, ma deve stare attento qui all'offensiva del Checco con Cuozzo. Ritorna dietro con la pazienza che deve le proprie radici alla grandissima esperienza di tutti i giocatori del Checco dello Scapicollo. Joran, Giorgi in maglia bianca continuano a tessere a centrocampo, stavolta con Stufa, si va da Capolei, verticale ancora sul petto di Stufa che si diletta in un gran palleggio sulla linea di fallo laterale. La sfera però l'aveva varcata la linea, allora fallo laterale già battuto da Innocenzi per Fernetti. Tinazzi fuori il lungolinea, anzi è una palla in verticale, Capolei la rinvia malissimo, altro corner sempre dallo stesso lato per il mancino d'Artistico. Sinora è impeccabile la prestazione di Capolei, in fase difensiva ha dato esattamente quello che si aspettava da lui Bardelloni, in fase offensiva forse si è tenuto un po', ma anche perché deve stare attento su quella fascia Simone Mirante. Quinto o sesto corner per il Cotton Club, stavolta rasoterra, arriva Tinazzi che la strozza, poi Innocenzi in area di rigore, Fernetti solo, miracolo di Vescio in uscita, Mirante fuori, può dar continuità però all'azione, la dà dalle parti di Lefebvre che prova a girarsi, poi in nettissimo ritardo, girandosi e senza vedere l'incedere di Cortese va a far fallo, cartellino giallo. E time out chiamato dal Checco dello Scapicollo, noi andiamo in pausa. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni al 20° minuto circa del primo tempo, 1-0 per il Checco dello Scapicollo in casa di Cotton Club, è la terza giornata di Serie A della Lega Calcio 8 e data la vicinanza della nostra postazione siamo riusciti ad evincere quanto Pinna abbia occupato buona parte del suo time out, a ricordare a Lefebvre ammonito praticamente pochi istanti fa che non ci sono cambi in panchina per il Cotton Club, non ci sono soprattutto cambi offensivi, dovesse farsi buttare fuori il numero 23 del Cotton Club, fallo laterale battuto da Terribili su Cortese. Come ricordato invece da Andrea Testa, attenzione da fuori e Simonetta alla lucidità per dare a destra Maramao che non conclude la stoppa, forse avrebbe potuto anche tirare, era libero Maramao che invece caracolla sul pallone, la dà malissimo Stufa lanciando praticamente il contropiede del Cotton Club con Artistico, danza sul pallone Artistico, ha sulla propria sinistra Lefebvre, vuole andare da solo, Artistico col destro, ancora Cortese, lo stavamo per dire, Andrea Testa sapeva che dal momento del ritorno in posizione centrale della sua colonna di tante vittorie sarebbe cambiato il rendimento del Checco, così è stato anche la scorsa stagione. Attenzione Innocenzi, il suo sinistro è deviato, il Cotton non demorde, continua a provare, lo farà perlomeno fino al duplice fischio di Buzzi, a cui non manca molto, altro corner, sempre Artistico sul punto di battuta. Tre uomini ad aggredire Artistico, giro dentro, svetta bene, stavolta Simonetta, Maramao spinto da dietro, calcio di punizione, il fallo l'ha commesso Blandino nell'occasione. Importante il fatto che il Cotton Club stia finendo in attacco questo primo tempo, è un segnale anche in vista della ripresa. I ragazzi di Mr. Pinna devono fronteggiare anche il fatto di non avere cambi, come giustamente ricordato in precedenza, e devono anche gestire le forze, però è pure giusto dare un segnale a se stessi e far vedere che ci siamo. Capolei prova a sventagliare a metà tra un tiro e un cross, li abbiamo visto segnare gol del genere in tanti anni di partite giocate con la maglia del Checco dello Scapicollo. Un minuto ci ricorda Piccheri dalla panchina, più recupero al termine di una prima frazione equilibrata, bella da vedere, con un grande intervento di Vescio come unica occasione del Cotton Club dopo che il Checco si è portato in vantaggio direttamente da corner con Simonetta. Ancora Blandino ne ha a Cuozzo di fronte, riesce ad eludere la sua pressione con un paio di finte, ancora Blandino prova il cross, è deviato, Artistico dentro, attenzione a Cortese, braccio largo, vediamo cosa decide Buzzi ed è calcio di rigore, cartellino giallo per Cortese, calcio di rigore per il Cotton Club.
netto il tocco del braccio largo, da quella distanza bisogna sempre vedere quanto era largo il braccio e quanto fosse volontario l'intervento. Ovviamente il tocco c'è stato, la traiettoria del pallone era verso la porta, ci sentiamo di essere combuzzi su questa decisione. Calcolato probabilmente il fatto che il braccio era largo, l'imperizia da parte di Cortese andare a fronteggiare un'altra mezza rovesciata di Artistico. Parte la rincorsa del numero 10 che non sa fallire dal dischetto al gol del pareggio del Cotton Club, segna Artistico, oggi con la fascia da capitano, 1-1. Secondo rigore in 2 gare e secondo rigore tirato allo stesso modo. Nel passato impegno del Cotton Club c'era stata la Pisana e quindi De Bernardo, quindi ex portiere Checco dello Scapicollo, e il rigore tirato sotto allo stesso set da parte di Mario Artistico, e anche qui soluzione potente e imprendibile per l'estremo difensore. E quanto sia importante ripartire con il risultato di parità per il Cotton Club allo start della ripresa, soltanto i giocatori di Mister Pinna lo sanno. Attenzione a Cuozzo, però il Checco che vuole riportarsi subito in avanti, ma addirittura il Cotton che ha la chance in contropiede di andare con Lefebvre che va da Blandino, palla di ritorno ancora al 23, pareggio voluto da Artistico che si è messo i panni del trascinatore oggi e che è riuscito a conquistarsi praticamente inventandolo da solo questo calcio di rigore con il controllo, la solita rovesciata marchio di fabbrica. Gli abbiamo visto fare un gol sul finire della scorsa stagione in quella stessa porta, straordinario. C'è voluto probabilmente il gomito di Cortese, da lì non ci sentiamo di dire che Vescio non avrebbe avuto chance di ribattuta, ma la distanza era breve, era ottima la coordinazione del 10 che poi è andato a ribadire dal dischetto, lasciando poco scampo all'estremo difensore del Checco dello Scapicollo che prima con puro coraggio era andato a respingere una conclusione di Innocenzi in area di rigore. Ancora Artistico con la chance di seconda su calcio di punizione, gliela tocca Tinazzi, va Artistico col sinistro, una deviazione e la sfera sibila in corner. E anche qui soluzione simile alla partita con la Pisana, quella punizione che è valsa il 3-1, strepitoso il tocco e poi la bomba di Artistico a fil di palo. Da corner, giro sul secondo palo, Innocenzi mette alto sulla traversa, è l'ultimo atto del primo tempo, 1-1 tra Cotton Club e Checco dello Scapicollo nella terza di Serie A della Lega Calcio 8. Noi andiamo in pausa e ci risentiamo per la ripresa. Con il coordinamento e commento tecnico di Michele Scatarzi in sede di regia con l'app Fanner Eventi. Per maggiori informazioni su info@fanner.it per poter produrre i vostri highlights in 5 minuti dal termine delle gare, qualunque sia la categoria alla quale voi apparteniate. Torniamo in linea dal Ciriaci, 1-1 tra Cotton Club e Checco dello Scapicollo nella terza giornata di regular season Serie A della Lega Calcio 8. A seguire dopo questa gara sarà la volta della Pisana Calcio 8 contro la Goldbet di Andrea Cencetti. Il primo tempo è iniziato da una trentina di secondi. Michele, il primo tempo che ci aspettavamo da queste due grandi squadre, le tante defezioni del Cotton non si sono viste, almeno nell'atteggiamento. No, assolutamente, sia dall'inizio sia dopo il gol c'è stato un Cotton propositivo. Il Checco può forse dare ancora qualcosa di più rispetto a quanto visto nel primo tempo. Ha i giocatori per poter mettere in campo quel qualcosa per vincere questa partita. Il Cotton però è andato sotto, è rimasto concentrato e ha trovato un meritato rigore per mettere in pari la partita. C'è Artistico con due in barriera, la palla passa, la devia Lefebvre in qualche modo dietro di lui, probabilmente Cortese, l'ha toccata Cortese che con grandissima sportività va a indicare la bandierina. Buzzi aveva dato rimessa dal fondo, ringrazia la sportività che naturalmente è propria di tutta la squadra del Checco dello Scapicollo. Chissà se Bardelloni la pensa ugualmente in panchina. Artistico a uscire stavolta, hanno provato a svettare in molti, il Checco riesce a metterla fuori in qualche modo, anche se il disimpegno è ancora preda di Blandino che reimposta probabilmente ricominciando direttamente da Barrago che nel primo tempo, Michele, non ha vissuto uno dei suoi migliori momenti su quel corner. La palla è lunghissima, Cortese la tocca, altro calcio d'angolo. No, diciamo battesimo in Lega rivedibile nel primo tempo per l'estremo difensore del Cotton Club, un marchiano errore che ovviamente da un portiere della sua esperienza non ci aspettiamo, dovrà riscattarsi nel corso del match, ha 20 minuti per farlo. Artistico dentro due uomini ad attaccare, la da fuori a Mirante che va ancora però col piede opposto. Allora Blandino vorrebbe riproporre, lo fa male allora il contropiede del Checco sui piedi di Cuozzo, l'intervento da dietro di Fernetti e poi Blandino in seconda battuta. Due grandissimi giocatori del Cotton Club, ne fermano uno altrettanto grande del Checco che ora si staglia a centrocampo con questo stop, l'intervento forse in gioco pericoloso di Lefebvre. Dall'altra parte è pronto però Terribili a varcare la linea di metà campo,
campo e a portare la croce per i suoi, tornando indietro. Stufa vorrebbe mettere ordine, forse cambiare gioco, la porta ancora il numero 8 Pupillo di Bardelloni, va da Capolei, l'esterno destro dentro, la deviazione di Fernetti, da fuori non la stoppa Maramao che è un po' disorientato dal suo ingresso in campo, anche se qui va a recuperare palla portandosela però ancora in rimessa dal fondo dopo aver commesso fallo. Decisamente non il Maramao migliore che ci ricordiamo, gli ultimi minuti del primo tempo così, questi primi minuti della ripresa diciamo rivedibili finora. E Maramao che comunque sembra aver portato a casa un calcio di punizione perché l'ha visto il Buzzi che era lì vicino. Maramao che sembrava aver davvero svoltato dopo la scorsa stagione transitoria passata con il Blisseur e avviata con il Checco dello Scapicollo, un po' il ritorno del figlio prodigo, aveva fatto vedere grandi cose nelle prime 2 gare, oggi non è facile anche per il pallone d'oro di 3 stagioni fa esprimersi contro una grande squadra come il Cotton. Ha la chance ora Maramao da calcio di punizione in barriera. Ce ne sono 2. Barrago è però dietro la barriera. Occhio a Maramao, a giro dentro il petto di Artistico a metterla fuori. Maramao forse con un braccio direttamente, poi Cortese dalla distanza, molto lontano dai pali di Barrago, che aveva sbagliato Michele però il posizionamento della barriera in questa circostanza. Sì, anche dalla panchina arrivavano indicazioni diverse rispetto a quelle date dal portiere dal proprio palo. Si è salvato il Cotton Club per una battuta di Maramao, scusate, non proprio eccelsa. Adesso qui si chiede un tocco, ma non è stato ravvisato da Buzzi. Per quanto riguarda il Checco dello Scapicollo, forse è sicuramente la squadra di mister Bardelloni a dover forzare di più la mano in questo secondo tempo, perché un pareggio, date le condizioni, date le rose, sarebbe stretto più al Checco che al Cotton. Avrebbe il sapore di una sconfitta, anche perché lo start in questa regular season è stato la grandissima squadra del Checco che vuole tornare sul trono dal quale è stato buttato giù proprio dal Cotton Club nella scorsa stagione. Artistico non è d'accordo, prova ad andarsene sulla sinistra, il doppio gioco di gambe però ben contratto da Stufa che vuole correre con a fianco a sé Simonetta dà proprio a Maramao, il controllo è problematico, riesce in qualche modo a dare a Cuozzo che viene toccato, non c'è calcio di punizione secondo il duo arbitrale, allora Artistico con pazienza a ricominciare direttamente da Innocenti. Si va dalle Fevre. Andrei Innocenzi, scusate, con la Z, non con la T. Blandino da Artistico, ancora Fernetti. Un po' abbassando il ritmo il Cotton con un lancio lunghissimo su Lefebvre che prova ad andare allo stop rischiando anche lo stiramento qui sul lancio lunghissimo da parte di Tinazzi. Fallo laterale per il Checco già battuto su Cortese. Il petto di Cortese che poi dialoga bene con un proprio compagno. Sembra voler caricare un lancio, invece va da Stufa. Stufa con tanto spazio, è poco pressato dalla linea mediana del Cotton che attende dietro, allora può estendere la sua falcata dialogando con Maramao che si ferma e ricomincia di nuovo dietro da Capolei. Cortese, di nuovo Capolei, fase di stanca della gara al 5° minuto della ripresa, 1-1, Cuozzo su Capolei. Ancora il capitano a centrocampo con di fronte a sé Blandino, scava la grande dentro per Simonetta, la lascia scorrere Fernetti che da centrale difensivo Michele per adesso non forse come Zamperini ma sicuramente degnissimo sostituto. Assolutamente, ha trovato un altro centrale difensivo Mr. Pinna. In situazioni di emergenza spesso si scoprono velleità di giocatori che magari sarebbero insospettate. In questo ruolo sta ben figurando Innocenzi largo a sinistra, Tinazzi a destra, la difesa sta reggendo, Blandino sta facendo il suo ruolo di metronomo al meglio, così come dall'altra parte stiamo vedendo anche Stufa interpretare il ruolo di playmaker nel migliore dei modi. Forse proprio questi due sono i giocatori che al momento mi hanno più favorevolmente colpito in questo match. Difficile selezionare un top player in una contesa che viaggia sul parziale di 1-1, c'è da dire che però se Lefebvre sta ancora cercando la propria forma, l'elevazione su questo lancio lungo è stata comunque davvero pregevole, pregevole per ora la tenuta in questa ripresa di un Cotton che dimostra maturità anche con uomini diversi da quelli che sono i titolarissimi. Fernetti davvero può essere impiegato in qualsiasi porzione del campo, si sta calando alla grande nei panni del libero di fronte al proprio estremo difensore. Checco
Lecco che sembra nascondere dietro la pazienza del proprio palleggio forse qualche insicurezza, aspettava una partita più facile con le tante defezioni del Cotton e ora sembra osservare, infatti Lefebvre vuole andare dentro da Mirante direttamente, il rinvio lunghissimo e c'è da dire che se il Cotton Club sta giocando con 8 giocatori le fatiche non si sono ancora fatte sentire, chissà che Michele la tattica di Bardelloni non sia proprio quella di far stancare gli avversari per poi colpirli nell'ultima parte di gara. Beh, se si dovesse arrivare sul pareggio agli ultimi 10 minuti, Bardelloni sono certo che proverebbe il tutto per tutto, però il Checco avrà nel proprio game plan sicuramente l'idea di provare a mettere la testa davanti prima di doversi sbilanciare per cercare di smuovere questo 1-1. Ricordiamo che al termine della gara, da mezzanotte 15 in poi, ma anche prima, nel caso di questa, riusciremo tramite la pubblicazione istantanea della Gol Parete con la nostra app a poter rigustare tutti quanti i gol di questa partita e della lunga serata della Lega, il Monday Night, che ormai ci ha abituato a almeno 6 match in contemporanea. E così anche oggi il prossimo incontro qui dal Ciriaci, che diventa un po' centro gravitazionale, almeno per quanto riguarda le grandi compagini di questa Serie A della Lega Calcio 8, vedrà in campo la Pisana Calcio 8 contro la Golbet. E altro lancio a cambiare gioco del Cotton, che comunque tiene un possesso di palla alto. Michele si sta scaldando nel frattempo, Bardelloni ce l'ha lì vicino come fido scudiero Valerio Nardecchia. È sicuramente il cambio che certifica quello che stavamo dicendo in precedenza. Blandino vuole liberarsi dalla media distanza, il suo destro ancora contrato per un nuovo calcio d'angolo Cotton. Diciamo è il cambio che metterà peso lì davanti per il Checco dello Scapicolo e che ci fa capire come mister Bardelloni non voglia aspettare di inerzia che il Cotton si stanchi, ma vuole andare a vincerla 8 contro 8. Tutto il Checco in area, Artistico la gioca ancora fuori, il sinistro di Blandino, però di fronte a sé una selva di gambe che riesce a respingere, si ricomincia da Barraco, che va bene davvero con i piedi, il suo lancio è direttamente però sul petto dell'altro portiere esordiente nella Serie A della Lega Calcio 8, ed è strano pensare che queste due squadre stiano facendo esordire dei portieri quando la scorsa stagione la stessa sfida su questo stesso campo vedeva in porta niente meno che Simone Santarelli e Giuseppe De Bernardo. Qui Artistico sbaglia, allora Stufa incombe e prova ad andarsene, il piede però di Blandino che sapientemente porta via la sfera, si va da Mirante, il doppio passo di Mirante disorienta Cuozzo, ancora Mirante vuole far tutto da solo, costretto a ricominciare da Fabio Tinazzi, chiamato palleggio da parte di Piccheri, i suoi compagni in campo rispondono bene, Fernetti perde un sanguinoso pallone, potrebbe essere contropiede per il Checco, Simonetta Innocenzi prova a ritardare le operazioni degli ex campioni d'Italia, malinteso tra Stufa e Simonetta, fallo laterale Cotton. Ritmi che si stanno lievemente alzando rispetto a quelli dell'inizio ripresa. Il Cotton deve stare attento a non perdere palloni come questi e il Checco invece deve essere un po' più preciso nella trasmissione di palla, perché ci sono state alcune imperfezioni di troppo, soprattutto in questi primi 10 minuti. Mirante vuole caricare il suo sinistro, a due mani deve respingere in qualche modo Vescio. Ed ecco che Mirante riesce a scoccare finalmente con il piede preferito una conclusione, la differenza si vede e come Vescio tra i pali aveva probabilmente il pallone molto vicino a sé, data però la potenza della conclusione del 32 in maglia nera, e ha dovuto respingere come ha potuto a due mani. Stufa in difesa per Terribili che adesso fa il centrale con Cortese largo a sinistra. Hanno cambiato disposizione, forse vuole anche la spinta di Cortese e Bardelloni, o probabilmente l'ha messo lì per bilanciare le discese di Capolè sull'altra fascia. Pozzo direttamente in area di rigore, direttamente in rimessa dal fondo. Penso più la seconda di quelle che hai detto, è sicuramente Capolè che deve dare un maggior peso offensivo e quindi Cortese dall'altra parte deve dare la copertura che mancherà invece sulla destra. Artistico inventa, Capolè riesce a metterci il piede con un grande intervento, era buona l'invenzione del numero 10, viene chiamato il retro passaggio, è però una deviazione da parte di Capolei, quella verso Vescio che quindi poteva brancare in presa, lancio dentro, Fernetti ancora puntualissimo di testa, poi Blandino a ricucire per Tinazzi, si va da Blandino, cambio per Lefebvre, ha di fronte a sé Maramao, vuole la sovrapposizione di Innocenzi che si propone da dietro per Blandino. Controlla il possesso il Cotton, si va da Mirante, vuole liberare il sinistro, torna però da Federico Blandino, lo prova lui il destro, c'è Cuozzo di fronte a sé, conclusione telefonata, allora Fernetti che si stacca, la fa scorrere. Capolei regalando rimessa dal fondo al proprio portiere. Sta mancando un po' Artistico in questa ripresa, si è invertito il ruolo con Lefebvre, è sceso Lefebvre sulla linea dei centrocampisti, Artistico
ha ripreso a fare quello che aveva fatto nel primo tempo anche contro la Pisano, ovvero il terminale offensivo del 3-3-1, dà più copertura, è paradossale, ma dà più copertura artistico spostato in avanti, piuttosto che invece vederlo tra i centrocampisti, e però sembra poco coinvolto dai compagni che non riescono a servirlo come più preferisce. Non riescono ad appoggiarsi per i suoi assist. Nel frattempo, come fonte d'appoggio per gli assist del Checco dello Scapicollo, ha fatto il suo ingresso finalmente Valerio Nardecchia, che viene qui servito, toccato da dietro Nardecchia, poi prova a far valere il fisico, lo fa troppo però, utilizzando anche le braccia su Federico Blandino. Dovessimo scegliere ora un top player per prestanza, per grandissimo acume dimostrato sia in copertura che in fase propositiva, il numero 6, che era anche in dubbio ad inizio gara, sarebbe da selezionare assolutamente, Michele. Diciamo di sì, possiamo essere d'accordo, però sai cos'è? È una partita abbastanza complicata da decifrare. Aspettiamo ancora fino alla fine per dare dei giudizi più certi. Blandino va dietro da Fernetti, che rilancia stavolta senza guardare, un campanile artistico a Branca in qualche modo, subendo forse fallo, non secondo i direttori di gara, allora Stufa vuole salire, Cortese non vuole il pallone e lo fa a capire a chiari gesti al proprio numero 8, che infatti va da Cuozzo. Si sceglie il cambio di gioco su Capolei, che può avanzare. Chiamato l'1-2 Maramao, che la stoppa ancora malissimo, non sembra stare sulle gambe Marco Maramao, oggi davvero in condizioni fisiche precarie all'interno di un big match. Doveva un po' confermare quelli che erano stati i buoni albori che aveva fatto vedere nelle prime due gare. Maramao per ora forse l'unico elemento altamente insufficiente per quanto riguarda la formazione di Ciro Bardelloni. Si va da Andrea Innocenzi. Innocenzi che predilige un gioco calmo, andando infatti da Blandino. Per Mirante, ancora spazio Mirante ma non conclude, va da Lefebvre. Lefebvre all'altezza del vertice, stavolta in ripiegamento difensivo, si fa vedere bene Maramao, che prova poi a sfidarli tutti, non viene toccato allora Blandino. Blandino, anche col sinistro Blandino, il campanile che deriva poi dalla deviazione di Cortese, è facilmente controllato da Vescio, che ha già messo in movimento terribili. Stufa. Artistico dialoga con i compagni e non si applica in pressing, quindi il Checco praticamente fino alla metà campo non ha pressione e può avanzare senza problemi. Ora Capolei, di nuovo da Daniele Stufa, si va da Nardecchia, indietro da Cuozzo, ancora Stufa nel cerchio di centrocampo. Artistico stavolta va sì in pressione, ma Stufa lo elude andando ancora sulla fascia mancina. Di nuovo il numero 8 Stufa, da Cortese calibra il lancio rendendolo troppo laterale per la corsa di Capolei. Fallo laterale per il Cotton Club quando siamo giunti quasi al quarto d'ora nel corso della ripresa. È sempre 1-1, lo stesso parziale con il quale si è chiuso il primo tempo, con le reti da fermo. Simonetta direttamente da corner, Artistico su rigore, perde palla il Cotton, attenzione a Nardecchia, la recuperano in qualche modo i ragazzi di Pinna, quindi Blandino, ancora Nardecchia nei pressi, fase confusa, prova Nardecchia a spostarsela, ancora Fernetti però con un altro grande intervento, poi forse porta anche a casa fallo, non rimane in piedi e continua a giocarla per Mirante, che ha un corridoio centrale dove gettarsi a capofitto poi con il tiro. Cortese ancora con la schiena, si fa sentire sia dalla panchina Bardelloni che dalla porta Vescio, che chiama una copertura migliore da parte dei suoi difensori. Cortese che si traveste anche da uomo assist su Maramao, che entra in area di rigore. Maramao, c'è il grande intervento di Innocenzi che ha rischiato moltissimo, qui buono lo spunto di Maramao, altro rinvio brutto del Cotton. Chicco che sale di intensità e anche di baricentro offrendo a Cortese, ancora Maramao in area di rigore, potrebbe crossare, va raso terra, può parare Barrago. Fiammate di gara, soprattutto da parte del Checco nell'ultimo minuto, Michele. Sì, è un brutto segnale invece quello che arriva dal Cotton Club, con i giocatori che diciamo se ne mandano a dire tra di loro. Non è mai un bel segnale per le panchine. C'è stato Mirante che è sceso molto bene centralmente, poteva scaricare il pallone, invece ha provato la soluzione. Non hanno gradito i compagni dalla panchina, hanno subito richiamato all'ordine tutto il reparto offensivo. È chiamato, a giocare. Manca un po' di dialogo, un po' di movimento anche qui, infatti Artistico è andato a perdere praticamente senza lottare un pallone che stava portando da solo verso la difesa schierata del Checco, che è già ripartito andando da Maramao. La rotazione di Bardelloni probabilmente sta fornendo maggiori energie alla compagine oggi in maglia bianca. Fallo laterale battuto, si va da Cortese. Capolei ha alzato i giri Capolei e con lui un po' tutto il Checco, vuole andare da Nardecchia, è buono l'appoggio su Maramao che ha tentato una gran conclusione, sicuramente una buona idea, bruttissimo però il tiro. Time out chiamato da Pinna e noi andiamo in pausa.
alla maniera di Piccheri sono state sedate quelle diatribe offensive che prima Michele avevi notato nell'attacco del Cotton Club. Sembra ristabilita la pace tra il trio artistico, Lefebvre e Mirante, anche se i tre sono molto lontani ora in campo. Checco dello Scapicollo invece che deve scuotersi assolutamente una chance come questa per vincere contro una squadra che lo scorso anno non è mai riuscita a battere, una delle poche nella storia della Lega Calciotto, sicuramente per quanto riguarda la formazione dei fratelli Testa. Occasione ghiottissima che va colta in qualche modo. Eh sì, è uno scalpo che manca al repertorio del Checco dello Scapicollo e quindi sicuramente questa è l'occasione per portarlo a casa. Il problema... Mirante dialoga qui con Artistico, l'intervento di spaccata di Terribili, non è preciso ancora Mirante a voler inventare un lancio dentro di testa, Capolei direttamente dietro per Vesce. Diciamo, il problema è proprio il fatto che il Cotton Club stasera è venuto al campo tutt'altro che remissivo e ha interpretato al meglio, a prescindere da come finirà questa partita, ha interpretato al meglio un match che sicuramente all'inizio la vedeva sfavorita. Capolei su Cortese. L'immenso valore della rosa del Cotton Club si vede anche qui con 8 giocatori contro un fortissimo Checco dello Scapicollo senza cambi, riuscire a tenere testa almeno fino al 18° minuto della ripresa, dove siamo sull'1-1 qui nella terza giornata di regular season Serie A della Lega Calciotto dal Ciriace. C'è proprio una grande squadra qui. Lefebvre vuole coprire l'incedere di Simonetta che è costretto a ricominciare, poi Cortese con tranquillità da stufa che è pressato, la sta per perdere su Blandino, deve ricominciare allora Cortese. Vuole lanciare, lo fa verso Simonetta, è un altro lancio lungo praticamente in touch, è rimessa laterale in zona molto difensiva per il Cotton Club. Avanza Innocenzi che poi prova a estendere tutte le sue braccia, va a staccare forse con un fallo Lefebvre, stufa non tiene su Artistico che se ne va, è praticamente solo ma vuole allargare e ci riesce per Mirante che è tutto mancino. Mirante deve infatti rientrare sul piede preferito, buon dialogo che libera Artistico in area di rigore, l'assist tentato, l'intervento in estirata di Terribili, è uscito Quozzo per far posto a Nardecchia. Comunque ce ne accorgiamo soltanto adesso, questa è la volontà di Bardelloni, andare a vincere la gara, anche se c'è da dire no, scusate, Quozzo è dall'altra parte, noi non l'avevamo minimamente visto, è uscito Maramao rispetto a prima, piccola porzione di gara giocata dal giocatore in maglia numero 14 che non ha soddisfatto con i propri movimenti. Attenzione, il destro dalla distanza e qui la gran parata di Barraco in angolo. Improvviso e fulmineo questo tiro dalla distanza, dovrei stare molto attento Barraco sulla propria traversa in fondo ed evitare che il pallone si insaccasse, era davvero destinato a pochi centimetri sotto la traversa dell'estremo difensore del Cotton. Simonetta da sotterra e stavolta Barraco sul suo palo risponde ancora presente. In ritardo Innocenzi se non andiamo errati su Quozzo in questo caso, secondo angolo di fila per il Checco. Andrà ancora ad uscire Simonetta, lo fa stavolta scavando verso il secondo palo dove stacca potente Lefebvre, dando indietro dove Cortese può controllare, servire ancora un gran controllo di Simonetta, non il secondo però ne approfitta Blandino che rilancia il contropiede di Mirante, vede l'avanzare dei propri compagni a sinistra, vuole andarsene però da solo fino in fondo. Mirante anche in pressione su Vescio che rilancia con il suo passaggio in avanti un possibile contropiede del Checco, subito contrato, fallo laterale Orange, anche se sarebbe meglio dire Blancos data la maglia bianca, ma li conosciamo per giocare in casa con la maglia arancione. E tant'è, rimessa effettuata, Nardecchia di petto indietro, Cortese. Fanno specie i pochissimi minuti di Spaziani a inizio partita e soprattutto il fatto che abbia fatto molta panchina al momento della prima sostituzione. Simonetta prova a passare, ci riesce con un rimpallo, Innocenzi che era rimasto lì va a commettere fallo, probabilmente in maniera involontaria dato che si era voltato di spalle. Intelligenza da parte di Simonetta, un pizzico di mestiere, un calcio di punizione portato a casa da una posizione dalla quale il numero 9 del Checco può sicuramente scagliare un tiro pericolosissimo con quel mancino. Due mancini stanno decidendo per ora questa sfida, 1-1 tra Cotton Club e Checco dello Scapicollo. Per il Checco proprio Simonetta che è sul punto di battuta, per il Checco Artistico che vediamo a centro area di rigore con la fascia da capitano essere di fronte a Barraco che ne ha messi ancora una volta due in barriera. È tutto solo in area di rigore Cortese. Simonetta va a giro, Simonetta a mano aperta, Barraco in corner.
Si rinnova il duello a distanza 3-2, questa volta attento al estremo difensore del Cotton. Forse mancava un po' di potenza al sinistro di Simonetta, ancora però calibratissimo verso l'incrocio dei pali, aveva ancora lui dalla bandierina dentro, il colpo di testa arriva poi Cortese a contrasto con Blandino, gran coraggio di Blandino che porta a casa anche un calcio di punizione. Se dovesse finire così il match forse potremmo selezionare Blandino come migliore della serata, con una nota d'onore anche per Fernetti e per il ruolo che ha svolto al momento in maniera impeccabile. Qualche giocatore un po' sottotono del Checco dello Scapicollo nella fase che forse ha più contato della gara, quell'inizio di ripresa dove dopo il pari del Cotton a fine primo tempo, intanto attenzione all'Artistico che sta palleggiando, la rovesciata! Il miracolo in angolo di Vescio. Forse lo stava per fare ancora Michele, non puoi lasciargli un centimetro nemmeno quando è di spalle. Noi evitiamo anche di descriverle ormai queste azioni. Quando vediamo che inizia a palleggiare, se stiamo parlando d'altro, cerchiamo di cambiare argomento sulla cronaca diretta. Lo mettiamo dopo l'angolo perché sicuramente merita. Corner con dentro tante maglie anche del Cotton Club, battuto lungo, svetta Cuozzo, Mirante può controllare, vorrebbe andare alla conclusione, gli si para davanti il capitano del Checco, il cross lunghissimo sul secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore, di nuovo in corner dall'altra parte. Non c'erano stati centimetri per Artistico, se li è presi, si è girato di spalle, ha creato separazione tra il pallone e l'avversario e poi ovviamente l'ha alzato, stacca senza problemi, è andato in porta. Rasoterra, su Blandino, la traversa, a fermare Blandino, poi Lefebvre, il coraggio di Cuozzo. Ma Cotton Club vicинissimo a 2 minuti manco dal termine al gol del 2-1, solo la traversa a dire di no al piattone di Blandino, palla che si è stampata a Vescio totalmente battuto. Checco che adesso non deve rischiare in questo finale, Lefebvre che si propone in difesa a raccogliere un cambio di gioco di un compagno, rischiano qualcosa, il rinvio di Barrago è per Cuozzo, squadra adesso un po' lunghe, nel finale forse vogliono giocarsela per vincerla fino in fondo, c'è Cortese lungo, c'è Innocenzi con un lunghissimo recupero in diagonale, fallo laterale di Simonetta su Stufa che arriva da fuori, carica il destro Stufa, manca la deviazione, Nardecchia, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per il Checco. 2 al termine. 2 al termine perché è stato segnalato il recupero da parte dei direttori di gara, segnatamente da Buzzi. Ci sono 3 giocatori più, Cortese in proiezione offensiva per il Checco, tutto il Cotton in area di rigore. Battuto a giro, stavolta Artistico sul primo palo a togliere le castagne dal fuoco a Barrago. Fallo laterale che verrà ora battuto dal Checco dello Scapicollo, che deve stare attento in questi ultimi istanti a non scoprirsi lungo il fallo laterale. Riesce Fernetti a girarla in qualche modo verso il suo portiere, dà applausi la prova da centrale difensivo, soprattutto per come era iniziata la gara col Checco in vantaggio da Fernetti, che ha dato calma, tranquillità ai propri compagni che sono riusciti ad esprimere sul campo il meglio di quanto potevano in 8 contati. Occhio a Mirante che si accende ancora una volta ad intermittenza andando a perdere il pallone, allora Artistico a recuperarla dai piedi di Simonetta. Sotto la nostra postazione accade qualcosa, tutto rientrato, Fernetti. Zamperini che ha avuto un sussulto. Ha allargato Fernetti per la Veronica di Artistico, ben letta ancora una volta da Cuozzo, che sembra essere l'unico giocatore in grado del Checco di fermare Artistico quando arriva il triplice fischio di Buzzi. È 1-1 tra Cotton Club e Checco dello Scapicollo nella terza giornata di Serie A della Lega Calcio 8. A risentirci per Pisana Calcio 8 Golbet.